Sono sempre di più in Italia le persone che soffrono di lesioni cutanee di vario tipo. L'associazione Simitu è nata anche nel Veneto per mettere insieme operatori e pazienti per quali progetti e per fare che cosa? Allora, la Simitu nasce a Napoli nel 2012. È un'associazione rivolta ai pazienti portatori di ulcere cutanee e nasce con la finalità di unire tutti coloro che operano attraverso e sui pazienti che hanno questa patologia, che è una patologia molto frequente, infatti conta da 1 a 3 milioni di persone in un Casi anno nazionali. e tende sicuramente ad aumentare. Simitu ha la funzione di dare risposta e dare voce a questi pazienti che appunto sono portatori di ulcere cutanee e da quest'anno nasce anche in Veneto e conta ad oggi circa 900 iscritti. Ma che cosa sono queste lesioni cutanee? Le lesioni cutanee sono delle ferite della pelle, possono essere causate da un'insufficienza venosa, da un'insufficienza arteriosa, possono avere tantissime altre cause come per esempio i tumori, le malattie autoimmunitarie, il diabete, quindi sono delle malattie che vanno assolutamente riconosciute e vanno trattate e Simitu Veneto e la Simitu nazionale serve anche a fare alfabetizzazione e quindi a fare in modo che questi pazienti conoscano queste lesioni. Quello che mi ha colpito della vostra associazione è che proprio mette insieme operatori e pazienti per uno scambio di informazioni e di aiuto, no? Assolutamente, infatti il paziente è il centro, il fulcro della nostra attività, però attorno ad esso ruotano tutti gli operatori, i medici, gli infermieri, gli OSS, i podologi e non può mancare anche la figura del familiare, perché molto spesso il familiare ci può aiutare nella gestione, per esempio, del malato al domicilio. Come Simitu Veneto cosa avete fatto quest'anno? Creato un libro di ricette che verrà dato a tutti i nostri iscritti, Che è questo? che è questo, sì, ed è un libro che noi abbiamo voluto fare per dare uno strumento pratico e semplice a questi pazienti, perché molto spesso alimentazione e ulcere vanno di pari passo. Infatti i pazienti che hanno le ulcere quasi sempre sono pazienti che si alimentano in maniera poco adeguata. Ricette semplici per ferite difficili. Esatto, grazie. Grazie a voi e buongiorno mattina.